Buonasera, benvenuti all'inaugurazione di questo nuovo ciclo di musica e filosofia. Siamo felici di vedervi numerosi e partecipi. Ringraziamo l'Ateneo Veneto che ci ha dato la possibilità di realizzare questo ciclo come quello di ripensare la città che abbiamo inaugurato la scorsa settimana. Ringraziamo l'Archivio Cini che sostiene questo progetto e tutti voi per essere qui con noi. Ma soprattutto ringraziamo il professor Ciglione, Porceddu Ciglione, che è un giovane ricercatore dell'Università di Verona, ma è non solo estetologo, ma anche musicista, è stato allievo del maestro Sciarrino. Il ciclo nel suo complesso affronterà 3 temi musicali. L'incontro di oggi è dedicato a Beethoven, Beethoven l'origine della potenza, questo è il titolo che ha scelto il professor Porceddu Ciglione. Poi ci sarà un incontro dedicato a Bach, poi al concetto di viaggio in Franz Liszt, e l'ultimo incontro invece sarà un incontro con una neuroscienziata dell'Università Bicocca di Milano, Alice Amado Proverbio, che ci racconterà cosa accade nel nostro cervello quando la musica suscita in noi delle emozioni. Il professor Ciglione è autore di numerosi saggi di filosofia, di estetica e di filosofia della musica. Io ho avuto modo di apprezzarlo a Trieste quando abbiamo fatto questo convegno dedicato a Hosokawa. Mi ha molto colpito e ho desiderato che fosse qui con noi questa sera perché unisce alle competenze filosofiche la raffinata conoscenza del linguaggio musicale e questo lo rende un ricercatore, uno studioso completo. Potete vedere nel programma di sala tutti i testi che ha, i volumi che ha pubblicato, e proprio oggi me ne ha portato uno nuovo che si chiama Darshanim e sono contributi sull'interpretazione musicale, quindi è edito da Mimesis. Se siete interessati a questo argomento vi consiglio di procurarvelo. Professore, iniziamo subito con l'argomento di oggi. Dicevo, Beethoven, l'origine della potenza, e questo titolo è connesso al concetto di dinamica. Prego. 2 cose innanzitutto, un grazie di cuore a voi che siete qui ad ascoltare e naturalmente un grazie di cuore alla professoressa Michelon di questo gentile invito e di questa generosissima introduzione. Sì, avete visto il titolo, no? Innanzitutto il nostro protagonista è Beethoven e il titolo mette vicino 2 termini in fondo pesantissimi della nostra tradizione filosofica in senso molto lato, l'idea di origine e l'idea di potenza. Sono 2 termini che, se ci pensate, sono straordinariamente ricchi di storia, di peso teoretico, anche perché nel loro originale greco corrispondono a 2 termini fondamentali della metafisica classica. Uno è arché, arché, origine, principio, cominciamento. E il secondo è dynamis, il termine greco per dire la potenza in senso lato, è il termine dynamis, che vedremo poi che cosa significa esattamente. La cosa che così mi premeva sottolineare è proprio il fatto che certo siamo qui per chiacchierare della connessione fra filosofia e musica. Attenzione che questa connessione non va pensata in astratto, come se ci fossero dei filosofi che ogni tanto pensano la musica o riflettono su alcuni termini del linguaggio musicale. La mia idea è più radicale, cioè è la musica che pensa, è la musica che è parte di una forma del fare di cui il pensare umano è una sorta di articolazione onnicomprensiva. Quindi l'esigenza filosofica sta al cuore della musica e dobbiamo intercettarla dentro la musica, altrimenti rischiamo semplicemente di stare al margine della musica e non capire che è dentro l'esigenza della musica che comprendiamo
la sua potenza, i suoi codici, le sue esigenze, appunto. Capite bene che dire qualcosa di originale su Beethoven è pressoché impossibile, quindi è anche un po' patetico cercare di farlo, però una indicazione vorrei darvela, cioè provare a pensare questa idea della potenza nel cuore della musica beethoveniana. Abbiamo detto potenza, termine italiano che naturalmente è calco latino, potenzia, che traduce il greco antico dynamis, che a sua volta ha significati ricchissimi e complessissimi perché è uno dei termini che la lingua greca antica ha per dire la forza in senso lato. Tenete conto che è un termine molto antico che si trova già in Omero, e Omero ha già a disposizione ben 6 termini per dire la forza. Quindi la lingua greca è ricchissima su questo campo semantico. Dobbiamo provare a capire come funziona questa costellazione dinamica, potenza, forza e come mai è rilevante per la musica, naturalmente, no? Qui muoviamo la metafisica, muoviamo la linguistica, Omero, eccetera, ma dove sta la connessione con la musica? Beh, se ci pensate, chiunque abbia un po' di dimestichezza con la musica sa che la dinamica è un aspetto fondamentale della musica. Che cos'è la dinamica? È quella parte della musica che articola la differenza fra il pianoforte, i crescendi, i diminuendi, in senso molto generale regola l'intensità del suono. L'intensità del suono. Ma come va pensata questa relazione? Noi abbiamo sempre un po' questa idea, che io contrasto con tutte le mie forze, che la dimensione dinamica della musica sia una sorta di aggiunta seconda rispetto alla vera attività del compositore, che è quella di impilare i suoni, costruire la struttura musicale in base alle scelte delle altezze dei suoni, le durate, quindi la costruzione delle melodie, dell'armonia, la forma, eccetera. Tutte cose molto giuste, ma pensata così sembra che le indicazioni dinamiche, cioè se quella parte vada suonata piano, forte, se ci sia un crescendo, un diminuendo, eccetera, sembrano semplicemente delle aggiunte, no? Delle indicazioni generiche su come eseguire la partitura. Io vorrei provare a suggerirvi di ribaltare completamente la prospettiva, cioè non è che queste indicazioni dinamiche sono successive alla costruzione del pezzo o sono una sorta di aggiunta che il compositore scrive sulla partitura per indicare come eseguire l'opera al performer, all'esecutore, ma al contrario è la struttura dinamica, è la struttura dinamica che sta al cuore della musica. Diciamolo così, in un senso molto generico. È la musica stessa che è fatta di forze. È la musica stessa che è fatta di forze. Aggiungo un altro elemento, aggravo ulteriormente la tesi. È l'essere che è fatto di forza, è l'essere che è dynamis, direbbero i greci. Tenete conto che questa equivalenza tra toon e dynamis, tra essere e potenza, forza, è già nel Sofista di Platone, quindi non stiamo facendo delle interpretazioni strane, eccentriche, stiamo semplicemente tirando fuori un filo essenziale della nostra tradizione di pensiero. Quindi la tesi di fondo qual è? È che la musica ci consente di entrare in relazione con questa determinazione dell'essere che è forza. E capite bene che la dinamica in questo senso non è in alcun modo un'aggiunta seconda, un'aggiunta performativa, ma è ciò che sta al cuore essenziale della musica e della realtà. Si può tracciare una sorta di storia di questo intreccio fra dinamica, composizione musicale?
Probabilmente sì, e il titolo che ho dato a questo intervento va proprio in questa direzione. Sono abbastanza convinto che l'inizio, no? L'origine di questo intreccio tra dinamica, concezione dinamica della realtà e composizione musicale veda in Beethoven esattamente il suo punto di insorgenza, cioè inizio, origine, arché, di un nuovo paradigma per intendere la musica che arriva fino a noi. E a mio parere le zone più vitali della produzione musicale contemporanea portano a compimento in qualche modo questo percorso. Come diceva la professoressa Michelon, ci siamo conosciuti discutendo della musica di uno dei grandi protagonisti della musica contemporanea, che è il compositore giapponese Toshio Hosokawa. Invito all'ascolto naturalmente, e in quella musica, a mio parere, vi è una sorta di perfetta realizzazione di questo nesso fra musica e concezione dinamica della realtà. Beethoven rappresenta una sorta di punto di inizio di questo processo, questo punto di inizio, punto di insorgenza di questa trasformazione del nuovo paradigma musicale che articola il modo di pensare, comporre e frequentare la musica. Quindi capite bene che ci stiamo occupando di Beethoven non come una sorta di pezzo da museo che riguarda la storia della musica e più è sotto una teca di cristallo meglio è il contrario, no? È il punto rivoluzionario di insorgenza di una nuova concezione della musica nella quale siamo dentro, e quindi non facciamo altro che creare una sorta di genealogia, di archeologia, se volete, di questo nuovo paradigma, no? Di questa nuova costellazione. Questo nuovo nesso fra filosofia e musica, che come capite bene è iscritto nel cuore, no? Del fare musica, non è una interpretazione seconda che la filosofia così ascrive semplicemente alla musica ex post. Quindi possiamo dire in senso lato, no? Che la forza va intesa come misura dell'intensità dell'essere, come intensità d'essere dell'ente. E se ci pensate, la tradizione filosofica novecentesca soprattutto, no? Quindi post-beethoveniana, se volete, no? Usiamo una cronologia musicale per guardare anche la storia della filosofia, è tutta attraversata dal tema della forza, non solo perché appunto questo nesso era già fondamentale nel platonismo, ma perché la modernità pensa in un modo fondamentale questa categoria. Attenzione, come è ovvio, è una categoria anche scientifica. La forza è un concetto fondamentale della fisica e non a caso la filosofia della natura, perché così si chiamava all'epoca, la filosofia della natura ottocentesca e naturalmente anche novecentesca, è tutta attraversata dal problema di pensare la forza. Pessima idea quella di studiare la filosofia senza conoscere bene la scienza. E c'è un nesso fondamentale, no? Fra le due discipline. Ma al tempo stesso dobbiamo sapere che questi termini sono anche fondamentali per le arti e in particolare per la musica. Tutta la tradizione otto-novecentesca della filosofia ha a che fare nelle sue zone più vitali, importanti, con il tema della forza. Pensate a un caso esemplare, Nietzsche. Nietzsche, non a caso il compositore filosofo, no? Il compositore filosofo, filologo, che suonava molto bene il pianoforte, che ha scritto musica, il grande amico e poi rivale di Wagner, che mette al centro della sua metafisica il concetto di forza. Concetto di forza. Nietzsche è un grande metafisico, qui Heidegger ha perfettamente ragione, altro che lo scrittore di aforismi, grande metafisico, e al cuore di quella idea, di quella lettura della realtà c'è il concetto di forza, Kraft in tedesco, Kraft. Ovunque, anche nei frammenti postumi, c'è il concetto di forza. E questa idea
passa direttamente nella filosofia novecentesca. Non si capisce niente della filosofia novecentesca se non si segue questa linea. Gilles Deleuze, grande filosofo francese, grande interprete nicciano, tematizza continuamente il tema della forza, per esempio. Heidegger stesso, attentissimo lettore di Nietzsche e di Aristotele, dell'Aristotele che riflette e concettualizza in modo fondamentale per la nostra tradizione l'idea di dynamis, potenzialità, potenza, forza. Quindi grande e coerente costellazione. Forza in questo contesto allora diventa il modo, il carattere fondamentale di tutto ciò che c'è. E in questo senso l'ontologia e la fisica, potremmo dire, ha bisogno della musica per fare esperienza di questa consistenza dinamica della realtà. La musica, potremmo dire così, ci fa esperire dal di dentro, non descritte solo da fuori matematicamente, ma ci fa esperire dal di dentro le potenze, le pressioni, le forze, le esplosioni di cui la realtà è intrinsecamente costituita. Attraverso la musica, le forze che costituiscono dinamicamente la realtà ci abitano e ci agiscono dal di dentro. Questa è un'indicazione, se ci pensate, molto importante e molto interessante, perché siamo un po' abituati, no? Io insegno estetica e siamo un po' abituati a questa idea tipica dell'estetica di pensare che il nostro rapporto con l'opera d'arte e con la musica in generale sia un rapporto appunto banalmente estetico, cioè il problema sia decidere se quella cosa è bella o brutta o ci piace o non mi piace, no? Questa è la grande distinzione tipica dell'estetica. Nietzsche stesso, che era un grande critico di questa idea esattamente come Heidegger, dice ma quale estetica, ma quale giudizio mi piace o non mi piace? C'è un frammento stupendo di Nietzsche che vi invito a rileggere, in cui Nietzsche, confrontandosi ancora di nuovo con il tema della tragedia, ed entra in colloquio polemico con Schopenhauer ancora una volta e dice: ma quando mai la tragedia è un'opera d'arte deprimente o dobbiamo semplicemente decidere se ci piace o no? Dobbiamo misurare, scrive Nietzsche, bisogna misurare l'effetto dell'opera d'arte con il dinamometro, dynamometer in tedesco, no? Dinamometro, ovviamente parola greca, metron più dynamis, la misura della forza, la misura della potenza. E cosa c'è di più adatto del dinamometro per misurare la musica di Beethoven? Dobbiamo stare attenti a non misurare la musica di Beethoven semplicemente in base alle nostre reazioni ad essa. La musica di Beethoven va capita nella sua essenza, no? E la sua essenza, questa è la tesi che vi propongo, è forza, è lo strumento che abbiamo per misurare questa consistenza dinamica della realtà, è appunto un ideale dinamometro che dobbiamo costruire nella nostra sensibilità. La nostra sensibilità deve essere ricettiva alle forze di cui è costituita la realtà in senso lato e la musica in particolare. La cosa interessante è che ci sono partiture in questa tradizione che vi ho detto, post-beethoveniana, che arriva fino a oggi, che fanno questione in modo esplicito di questa idea, cioè fanno questione del fatto che, appunto, come dicevamo prima, non è la dinamica una aggiunta performativa successiva, ma ci dà l'impressione che sia la musica stessa che è agita da forze, dal di dentro. E quindi quando ascoltiamo le strutture musicali, certamente le variazioni di intensità, i piani, i forti, ma anche gli slanci, i gesti. La musica è fatta di gesti fondamentali. Questi gesti di fatto siano il risultato
dell'azione, di forze interne. Dobbiamo provare a immaginare che ciò che noi ascoltiamo è una sorta di partitura di forze di cui il suono è una specie di manifestazione uditiva. Se fate questo sforzo percettivo, scoprirete delle cose straordinariamente interessanti nella musica. E questa tradizione è esplicita, a mio parere, da Beethoven in poi. Ci sono esempi clamorosi di questo aggancio. Vi faccio qualche esempio anche per creare inviti all'ascolto. L'inizio del preludio della Valchiria di Wagner, se qualcuno ce l'ha presente, c'è un pedale, cioè una sequenza ripetuta di re ai violini, che va avanti per decine e decine di battute, cioè non succede niente se non un suono che continua a essere martellato. E l'unica cosa che sentiamo è la variazione di intensità di questo martellamento. Capite bene che lì non abbiamo né strumenti per comprendere una melodia, che non c'è, l'armonia non ci aiuta perché non succede niente da un punto di vista armonico, non ci interessa l'orchestrazione che è semplicissima, lì è semplicemente scatenamento di forze. Stessa cosa si può trovare in partiture di Schumann senza nessun problema. Ci sono dei punti straordinariamente evidenti di queste cose nella musica di Richard Strauss o di Mahler, naturalmente nelle avanguardie novecentesche. C'è un famoso e bellissimo passo del Wozzeck di Berg, dove l'intera orchestra converge su un unico suono, un Si, crea un crescendo da un pianissimo a un fortissimo quasi insopportabile e poi diminuendo fino al niente. Abbiamo sentito solo una intensità di forza che ha preso in carica l'intensità del suono, ce lo ha fatto sentire nella sua esplosione e poi ritorna al niente. Lì non c'è niente, non c'è altro che un suono, non c'è ancora musica in senso stretto, c'è un solo suono, ma ciò che contempliamo è la potenza con la quale le forze della realtà si impossessano del suono, lo articolano dal di dentro e lo vivificano e lo spengono al tempo stesso. Quindi connessioni essenziali fra tutte queste determinazioni, nessi essenziali che stanno dentro la struttura della musica. Se ci pensate, quello che vi ho appena nominato è un caso esemplare di questo nesso, cioè noi siamo abituati a pensare al crescendo come per esempio una sorta di indicazione performativa per raggiungere da un piano a un forte una serie di eventi musicali, no? Può essere una frase, può essere una scala, può essere un frammento melodico. Tenete presente che di fatto è Beethoven che comincia a pensare il crescendo applicato a un solo suono, Poi ascolteremo anche qualche piccolo esempio, proprio per mostrare come il parametro della potenza, il parametro della intensità del suono diventa parametro compositivo fondamentale, diventa qualcosa che non è semplicemente aggiunta performativa, potrebbe non esserci, l'esecutore può farlo o non farlo, no, diventa strutturale, no? Diventa qualcosa che dà significato a quell'unico suono che c'è. Capite bene che è la prova del fatto che la dinamica non è aggiunta performativa, ma sta al cuore dell'azione compositrice, dell'azione progettuale del compositore. E la tesi che appunto vi propongo è esattamente questa, l'idea che in Beethoven vi sia il punto di insorgenza di questa nuova idea, di questa nuova prospettiva di pensare la musica. Se facciamo questo sforzo, se proviamo a ribaltare la prospettiva, cominceremo ad ascoltare la musica in questo modo, soprattutto quella appunto degli ultimi 200 anni, cioè
musica che è posseduta internamente da forze, e ciò che ci abita, come ha abitato il compositore, è questa pulsione, no? Questa capacità di captare e esprimere in modo espressivo le forze di cui la musica è una sorta di realizzazione ideale. Ripeto, dove la musica è una sorta di microcosmo acustico per farci comprendere la natura dinamica della realtà, dell'essere, non semplicemente un piccolo esempio artistico. La musica è una sorta di ritaglio dell'essere che ci fa comprendere la natura essenziale di tutto ciò che c'è. Capite bene che è così, a mio parere, che si difende la musica, no? Sono bellissime tutte le iniziative che vogliono difendere la musica o l'arte, no? In base a una sorta di valore educativo o edificante. Ma attenzione, perché l'unico modo veramente essenziale per difendere la musica e l'arte è rivendicare la loro verità, non il loro valore decorativo. E questo aspetto è fondamentale. Dobbiamo tutti fare questo sforzo di pensare che quando ascoltiamo la musica stiamo ascoltando qualcosa di decisivo che ci fa comprendere come siamo fatti noi, come è fatto il mondo e come è fatta la nostra esperienza del mondo. Ed è in questo senso che dobbiamo continuare a frequentare i grandi capolavori del passato, proprio perché sono quei luoghi in cui emerge questo nesso essenziale. E naturalmente questo non deve mai museificarsi, ma deve continuare a potenziare le capacità creative, le capacità di ascolto, le capacità di esperienza che si rinnovano nella storia della musica. La storia della musica non è il racconto di ciò che è accaduto, è il destino nel quale siamo dentro. E questa differenza va assolutamente tenuta presente. Quindi quando impariamo a capire questa cosa, quando impariamo a rovesciare questa prospettiva, cominciamo a capire che il modo più forte, autentico se volete, di frequentare la musica, soprattutto di questa tradizione e in particolare Beethoven, è proprio quello, metterci in ascolto delle forze che agiscono internamente nella musica. Quali sono le forze che si impossessano dei suoni che stiamo ascoltando? Quali gesti energetici presiedono alla progettazione della composizione? Queste forse sono delle domande più autentiche che possiamo farci quando frequentiamo questi temi, questi nessi. Io direi... Sì, prima di entrare proprio nel vivo del dettaglio della musica beethoveniana, noi vorremmo proporre un ascolto, il primo movimento della sonata opera 78, e fra poco dirò due parole su questa sonata e perché l'abbiamo scelta. Soltanto volevo informare il pubblico che i due artisti che dovevano essere presenti oggi con le sonate per violino e pianoforte, cioè Liliana Bernardi e Massimiliano Negri, purtroppo non hanno potuto essere con noi perché la violinista ha rotto una caviglia. E quindi con tutta la buona volontà non ha potuto essere qui. Però abbiamo due giovani valenti pianiste del Conservatorio di Trieste che si sono date disponibili per dare un contributo musicale, ed ecco il primo che vorremmo proporre è il primo movimento dell'opera 78. L'opera 78 viene composta 5 anni dopo l'Appassionata, siamo nel 1809. Per 5 anni Beethoven non scrive più sonate per pianoforte, aveva raggiunto un vertice assoluto di potenza e di energia con le sonate del periodo eroico, e si dedica ad altri generi musicali. Poi a un certo punto ritorna la passione per la sonata per pianoforte, e con uno stile completamente diverso rispetto a quello grandioso e maestoso dell'opera 53 o opera 57. E quindi qui entriamo in un Beethoven intimo, quasi preromantico, quasi schubertiano, dove
l'elemento più importante è quello della vocalità, della voce, del canto e dell'espressione intima, che è una delle tante declinazioni del concetto di dynamis. Non è necessariamente la dynamis un concetto declinato nel senso di potenza, di massa e di forza, ma può essere anche un'energia tutta interiore, ed è proprio l'energia che nasce dalle corde più intime dell'animo beethoveniano, ed è forse l'aspetto un po' meno conosciuto del linguaggio di Beethoven. Siamo abituati a sentirlo nell'eroica, nella quinta sinfonia, nella messa solenne o nella nona sinfonia, ma c'è una vena, nella sua completezza Beethoven ha questa vena anche molto sviluppata di ricerca interiore, e sempre più questo aspetto, questa tensione verso la vocalità, la cantabilità diventa predominante con gli anni e viene ad arricchire di tinte meravigliose il suo linguaggio. Quindi invito Emma Brumat a raggiungere il pianoforte e farci ascoltare questo primo movimento.
difficilissimo prendere la parola dopo Beethoven, capite bene che è sempre imbarazzante. Proviamo a gettare il cuore oltre l'ostacolo. Prima ovviamente vi ho tracciato una sorta di schizzo filosofico, di grandi categorie che possiamo muovere per pensare questi temi. Adesso proviamo a calarli un po' di più nella produzione beethoveniana, mettiamo alla prova queste categorie per pensare meglio cosa avviene nella musica di Beethoven e come Beethoven in qualche modo ci fa capire che è perfettamente cosciente di ciò che c'è in gioco, in questi termini, in queste questioni essenziali. Ovviamente vi completo il ragionamento così facendovi riflettere anche semplicemente su un gioco semantico, cioè vi siete mai chiesti perché chiamiamo forte un suono? Forte. Perché dovrebbe essere forte? Questo termine è ovvio nel lessico musicale, ma capite bene che non è così ovvio. È evidente che se usiamo questi termini è perché sentiamo che abbiamo bisogno della categoria di dinamica, di potenza, per comprendere questo significato. Un suono è forte evidentemente perché una forza ad alta intensità lo possiede dal di dentro, o se volete è richiesto uno sforzo, una emissione di forza, una emissione di potenza per produrlo. Molto spesso un suono forte deve essere evocato da un gesto energetico, che richiede anche uno sforzo muscolare in qualche modo. Il corpo dell'interprete è fondamentale in questo gioco. Quindi dobbiamo sempre tenere presente anche questo nesso. Queste sovrapposizioni semantiche non sono casuali, no? È evidente che stiamo parlando della stessa cosa, esattamente come non è casuale, se ci pensate, che il simbolo della forza in musica, come sapete, come vedrete, è F, no? F, poi fortissimo, F che sta per forte, naturalmente, che è anche il simbolo fisico della forza, nelle formule di Newton, cioè F uguale M per A. F, forza. Quindi vedete che la sovrapposizione semantica non è casuale, no? È il segno del fatto che stiamo letteralmente parlando della stessa cosa. L'indicazione della professoressa Michelon prima era molto giusta nel valorizzare anche come dire, i pianissimi beethoveniani, il tono intimo che abita moltissime pagine fondamentali della produzione musicale beethoveniana, ma naturalmente stiamo parlando della stessa cosa, naturalmente il pianissimo non è altro che sottrazione di potenza, no? Non è che il pianissimo sia semplicemente in contrasto con questa idea che vi sia una determinazione forte della potenza musicale, no? Ma il pianissimo è, diciamo così, fa riferimento a una anadinamica, no? Sottrazione di dynamis. Quindi anche il pianissimo, anche la zona più rarefatta del discorso musicale è tale perché la forza è stata sottratta, è, diciamo così, dominare l'emissione della potenza, no? trattenerla. E molto spesso i pianissimi beethoveniani sono carichi di aspettativa, carichi di una impazienza che prelude a uno scatenamento di forza. Queste cose le trovate ovunque nella produzione beethoveniana. Quindi assolutamente tutta la tavolozza delle dinamiche va pensata, a mio parere, in questo modo, modo dinamico, secondo questo paradigma dinamico. Proviamo quindi a calare nella produzione beethoveniana tutte queste idee, queste suggestioni, dove possiamo trovare queste indicazioni. Ma ci sono molte strade, se ci pensate. L'una più ovvia, no? È quella di analizzare le partiture, cioè andare a vedere come le partiture beethoveniane mettono in opera, letteralmente,
questo paradigma della potenza e andare a vedere come Beethoven usa la dinamica in questo nuovo, straordinario, rivoluzionario modo, che se ci pensate non ha veramente niente a che fare con le dinamiche ancora mozartiane, haydniane. Abbiamo la percezione fortissima che con Beethoven siamo entrati in una nuova zona della storia della musica. Questa è una banalità che chiunque abbia un po' di orecchio percepisce, a prescindere naturalmente dalle comunanze di certi codici, di certi lessici, ma la potenza che viene scatenata dalle partiture beethoveniane è assolutamente inedita nella storia della musica, no? E apre davvero una nuova stagione. Quindi analisi di come Beethoven usa il forte, il piano, come costruisce i suoi crescendi, come costruisce i suoi diminuendi, in modo tale da comprendere in che modo la partitura è abitata da queste potenze. Un altro modo, che può essere altrettanto suggestivo, e fra poco andremo a vederlo, è anche mappare l'occorrenza dei termini. Vi segnalo subito questa cosa che sembra una coincidenza storica, ma non lo è assolutamente. Se andate a fare un'indagine sul punto di insorgenza del momento in cui il termine dinamica entra strutturalmente nel lessico musicale, questo punto di insorgenza è un trattato di un pedagogo musicale dell'epoca beethoveniana che si chiamava Negeli, che pubblica nel 1810, stiamo parlando delle stesse settimane, non stesse settimane in cui Beethoven ha scritto questa sonata che avete appena sentito, di cui avete sentito un estratto, e che fa entrare nel lessico musicale il termine dinamica. Per la prima volta, lì in quel momento, no, mentre Beethoven sta scrivendo, no, in quello stesso momento, questo termine entra nel lessico musicale, musicologico, possiamo dire in senso lato. Quindi questo nesso ha anche una verifica storica, lessicale, evidentissima. Un altro modo di costruire questa indagine è l'occorrenza del termine Kraft nella produzione musicale, e non solo musicale, beethoveniana. Il termine forza, no? Il termine forza in tedesco, vi ricordate, è lo stesso termine concettualizzato in modo straordinariamente profondo da Nietzsche, pochi decenni dopo. Kraft che può apparire naturalmente nelle forme più diverse, può apparire, lo vedremo, come indicazione agogica, cioè come indicazione su come vada interpretato un pezzo, può essere una indicazione dinamica, annotata sulla partitura, può essere nel testo che Beethoven mette in musica, per esempio, e troveremo un esempio fra pochissimo. E andremo a vedere come e in che senso tutte queste occorrenze costituiscono una coerente costellazione. Un altro modo interessante è quello di andare a vedere i taccuini o i diari di Beethoven, no? E di andare a vedere dove ricorre il termine forza. Anche qui ci sembra che il nesso fra musica e filosofia sia una cosa costruita ex post, allora invitiamo i filosofi a parlare di musica. Taccuini di Beethoven in cui Beethoven ricopia interi passi di Kant. Beethoven leggeva la terza critica di Kant. La riflessione filosofica è al cuore della produzione musicale. Il nesso non è astratto, no? Non è un nesso costruito ex post, non è un commento filosofico alla musica, è una indagine filosofico-scientifica di tutto ciò che c'è, che si realizza musicalmente nelle partiture. Non a caso, probabilmente nel 1816, ma non sappiamo con sicurezza l'anno, Beethoven ricopia un passo
di Kant, di uno dei primi testi fondamentali di Kant, che è la storia la generale storia della natura e teoria del cielo, 1755, non a caso ricopiando un passo che riguarda le forze. Interessante, no? Kraft, di nuovo. Colpisce Beethoven, colpisce la riflessione kantiana sul tema naturalmente newtoniano, no? Tema newtoniano e tutto il kantismo è un serrato colloquio con la fisica di Newton, e Beethoven che sente che in quel nesso c'è qualcosa di essenziale, c'è qualcosa di decisivo per comprendere la natura di tutto ciò che c'è, la natura della musica, no? E la piega naturalmente ai suoi interessi espressivi, no? Beethoven non scrive trattati filosofici, ma se ci pensate, le sue partiture sono talmente dense di pensiero che sono semplicemente delle forme del pensare attraverso i suoni, no? Basta leggerle con la dovuta intransigenza, con la dovuta serietà. E queste tracce ci danno la prova della straordinaria consapevolezza filosofica di Beethoven, no? Anche qui non è una indagine filosofica ex post che cerca astrattamente delle tracce nelle partiture. Le partiture sono esse stesse la prova provata, no? Che Beethoven aveva a cuore questi temi e li mette letteralmente in opera. Proviamo ad andare a vedere qualche esempio e andiamo ad ascoltare delle possibilità di declinare anche musicalmente questi temi. Vedete qui davanti a voi, lo vedete, sì, il quinto di quella serie splendida di 6 lieder, opera 48, siamo nel 1803, quindi qualche anno precedente alla sonata che abbiamo ascoltato. Lieder splendidi, sono una delle testimonianze forse più intense anche della spiritualità di Beethoven. Beethoven era veramente un uomo posseduto dall'infinito, che cercava l'assoluto con tutte le sue forze. Questi leader che, ahimè, si eseguono anche troppo poco a mio parere, sono una delle bellissime testimonianze di questa sete di infinito. E guardate già solo questo piccolo estratto e vedete già una serie di relazioni fra i temi che abbiamo trattato. Innanzitutto, no? Tema del divino, la parola Gott che è all'inizio del titolo. Uno dei termini tedeschi per dire la forza, potenza, potere, Macht. Anche Nietzsche, ricorderete, concettualizzerà con straordinaria profondità il tema della potenza, quella che noi traduciamo con volontà di potenza, è Macht, Wille zur Macht in tedesco. Indicazione agogica, scritta non a caso in tedesco, tenete conto che non era così usuale, è di fatto Beethoven che comincia a scrivere le agogiche in tedesco, che in verità sono state sostanzialmente sempre scritte in italiano fino a quel momento, no? Con qualche piccola eccezione, no? Allegro, adagio, andante, bla bla bla, no? Questi termini davvero universali, no? Del lessico italiano che è entrato nella pratica musicale. Scrive in tedesco e non a caso, no? L'indicazione è mit Kraft und Feuer, con forza e fuoco, con forza e fuoco. Interessante, no? Troviamo nella stessa pagina Macht, Kraft, l'indicazione dinamica qual è? Forte, naturalmente, c'è una F che presiede al modo, no? al tipo di potenza, al tipo di intensità di potenza del suono. E non a caso, no? Guardate in fondo a destra del rigo, un altro termine tedesco fondamentale per dire la forza, potenza, Stärke, no? Stark, l'aggettivo stark, Stärke, forza, altro termine tedesco per dire la forza. Stiamo guardando
1, 2, 3, 4, 5, 6 battute di Beethoven e guardate la straordinaria complessità di tutti questi nessi. Vedete che l'indicazione dinamica, forte, l'agogica, mit Kraft, il titolo, Macht, il contenuto testuale, con l'idea di stark, stärke, eccetera, sono perfettamente coordinati, no? in una unità di senso. Capite bene che tutte queste cose non possono essere guardate come una casualità, no? È troppo evidente che qui c'è un disegno chiarissimo nella costruzione del pezzo. Ascoltiamocelo anche, no? Ascoltiamoci questo brevissimo lead. Ascoltiamolo bene dall'inizio. In pochissime battute, come avete visto, no? Coordinazione straordinaria di significati testuali, significati musicali, indicazioni dinamiche, usi concettuali fortissimi di termini già carichi di semantica. Andiamo a vedere un'altra occorrenza del termine Kraft, questa volta esplicitamente usata in un testo beethoveniano di una delle forse più celebri partiture beethoveniane, che è la Fantasia corale, opera 80, no? Partitura abbastanza delirante, no? Costruita con un taglio formale totalmente inedito, sorprendente, e che proprio nel testo, proprio negli ultimissimi versi del testo, usa la parola Kraft, e ascolterete, lo ricorderete, ma lo riascoltiamo, vi accorgerete di quanto, con quanta forza Beethoven sottolinei il termine Kraft nel momento in cui viene messa in musica il termine. I versi abbastanza mediocri, ma i versi che sottendono alla costruzione del pezzo sono questi. Dice in tedesco: wenn sich Lieb und Kraft vermählen, lohnt den Menschen Götterkunst, che in italiano vuol dire quando l'amore e la forza sono uniti, la grazia divina viene conferita all'uomo. Traduzione approssimativa, ma che ci dà un senso. Kraft, ancora una volta il termine Kraft viene evocato, viene messo in musica con una particolare intensità, e sentite con attenzione la stranissima, sorprendente modulazione improvvisa che Beethoven crea nel discorso musicale per sottolineare ancora una volta questi significati. Ça va sans dire che la dinamica di questo passo è fortissimo, no? Scatenamento di potenza nella musica per dare, per trasmettere il significato del termine Kraft. Chiarissimo, no? Chiarissima la potenza, no? Lo scatenamento di forza musicale che investe dal di dentro il termine Kraft. No? La musica si piega al significato del testo e esige che questo scatenamento musicale sottolinei il significato.
enfasi quasi scomposta, no? La musica di Beethoven è piena di queste cose. Pensate al finale della quinta sinfonia di Beethoven, quinta sinfonia, no? Cioè gesti musicali quasi eccessivamente retorici, no? per la potenza che viene scatenata, no? Il finale della quinta sinfonia è una specie di, no? È stato giustamente definito come una sorta di tentativo di fermare un treno in corsa, no? È talmente tanta la carica energetica che è stata accumulata in minuti e minuti di musica che la musica non riesce a fermarsi, una delle pagine più enfatiche, ma che sono giustificate esattamente da questa cosa, no? Sono tentativi di imbrigliare e articolare lo scatenamento della forza, no? Questo è un aspetto che deve essere assolutamente tenuto presente, no? Vi ricordo che la Fantasia, opera 80, è del 1808, no? Anno prima della sonata che abbiamo appena sentito, 2 anni prima che Negeli scriva il suo trattato e ci insegni una volta per tutte che dynamis è il termine fondamentale per indicare il nesso fra forza e musica. Quindi vedete che tutte queste relazioni sono anche giustificate da un punto di vista storico, musicologico, no? Nulla di sovrainterpretato, quindi assolutamente chiarissimi nel loro scatenamento. Andiamo a vedere un altro passo che vi mostra una cosa che vi ho segnalato prima, cioè il modo di usare i crescendi e diminuendi su una sola nota, cioè un modo di pensare la dinamica che non riguarda tanto il modo di scatenare forze per costruire un certo discorso, una certa figura musicale o una certa scala, un certo frammento melodico o armonico, ma che si impossessa di un unico suono, che dà vitalità a un unico suono. Qui siamo alla fine, verso la fine, insomma, del Gloria, della Missa Solemnis di Beethoven, una delle pagine più grandiose dell'ultima produzione beethoveniana, piena di capolavori, non si sa cosa scegliere, ma insomma una delle pagine sicuramente più impegnative anche per la durata, per l'impegno contrappuntistico, una partitura straordinaria, e sentirete che ancora una volta la musica fatta a blocchi, che ci investe con dei muri di suono veramente impressionanti, che si ferma retoricamente nei momenti in cui meno ce lo aspettiamo, e prima di rimbalzare e cominciare la fuga finale del Gloria, quindi finire con la dossologia che chiude il Gloria, ascoltiamo un suono segnato con una corona che arriva da un fortissimo, diminuisce e poi improvvisamente riemerge alla potenza, quindi scatenamento interno della potenza, cresce e esplode su una nuova pagina, un nuovo gesto che dà inizio alla fuga finale. Andiamo a sentirci questa pagina straordinaria. Capite bene che sono pochissimi secondi, anzi frazioni di secondo, ma se ascoltate bene e avete seguito il percorso sarà assolutamente perspicuo. Avete sentito, no? Il discorso musicale che si ferma, tutto si ferma sulla corona, il suono a poco diminuisce e poi improvvisamente cresce di nuovo, posseduto da nuove energie, e poi esplode sul gesto successivo. Capite bene che
questo modo di pensare la dinamica è straordinariamente nuovo, no? È inedito nella storia della musica, non c'è traccia prima di un modo di gestire il discorso musicale costruito in questo modo, perché non c'è, come dire, non era emersa questa idea che, a mio parere, appunto, Beethoven realizza con straordinario acume, cioè l'idea che il parametro dinamico è un parametro strutturale, è strutturale, non è una indicazione performativa. Altro esempio che, come dire, vi fa vedere un altro modo di pensare questa relazione. Inizio della famosa Ouverture del Coriolano. Qui ve la faccio sentire per una ragione semplice. Qui non siamo di fronte a quello che abbiamo appena sentito, cioè non siamo di fronte a un suono unico, fisso, che diminuisce o cresce, ma siamo di fronte a una sorta di gestualità essenziale dove pochissimi elementi, anzi due, no? Un suono tenuto e un accordo verticale, no? Un unisono e una verticalizzazione dell'armonia e del gesto, sono messi in relazione ed è evidente, no, che ciò che noi stiamo ascoltando non è né un elemento armonico, né un elemento melodico, né un elemento di ingegneria formale. Siamo di fronte a una sorta di alfabeto originario della gestualità musicale, no? Le cose più semplici che si possono immaginare, un suono tenuto e un accordo. E come sapete bene, conoscete tutti questa partitura, da questi due elementi semplicissimi Beethoven costruisce l'intera struttura dell'ouverture. Tenete conto che in generale, se ci chiedessero ma come mai Beethoven è un grande compositore, ma direi che la prima cosa che ci viene in mente è esattamente questa, no? Cioè costruire delle partiture gigantesche, ambiziosissime, da elementi microscopici, no? Riuscire a fare in modo che due note, un cuneo di tre note, uno scambio armonico di due accordi diventi la pietra angolare per la costruzione di strutture ipercomplesse. Quello che volevo farvi vedere è così una sorta di giochino visivo di questa idea dinamica della musica. Qui ovviamente la dinamica è in fortissimo, ça va sans dire, e la cosa che a mio parere è interessante di questa partitura è che guardiamo un suono fortissimo tenuto e poi ascoltiamo un accordo verticale. Cosa sentiamo? Sentiamo ovviamente la forza che possiede quel suono dal di dentro, sentiamo la forza che fa scatenare l'energia nell'accordo, il secondo elemento del gesto musicale, come vengono coordinati questi due gesti e soprattutto li vediamo visivamente, perché se proviamo a tracciare come è fatto il disegno di questo gesto, abbiamo una sorta di linea ferma e poi un'impennata verticale, no? Abbiamo una sorta di diagramma di forze, se ci pensate, no? Anche visivamente, no? La partitura ci fa vedere come è costruito il pezzo. È come se la partitura musicale diventasse immediatamente una sorta di dinamometro, no? Diventasse una sorta di costruzione cartesiana della traccia, no? che reca la traccia dello scatenamento di forze, no? Diventa una specie di grafico della potenza. Questa è una delle cose più sconcertanti, a mio parere, di questo inizio. Sono molte le ragioni, ma una è certamente questa.
straordinario, no? Gesti semplicissimi, di una brutalità assoluta, no? Puro scatenamento di forze, puri gesti energetici e visivamente, no? Da un punto di vista visivo, letteralmente vediamo il diagramma della forza, cioè vediamo come sono scatenate le forze all'interno della partitura. Capite bene che tutto questo è straordinariamente importante non solo per noi che ascoltiamo e facciamo esperienza di questa musica, ma anche per l'interprete. Si potrebbe anche immaginare così, che uno dei parametri fondamentali per giudicare una buona esecuzione musicale, soprattutto, capite bene, sugli strumenti non come il pianoforte, ma con gli strumenti non risonanti ma a suono sostenuto, voce, archi, fiati, eccetera, che consentono quindi di creare le emissioni, le messe di voce, è proprio questo, no? Quanto l'interprete è posseduto egli stesso dalle forze che sono scatenate dalla partitura. Questa è una domanda che dovremmo farci spesso quando ascoltiamo un interprete. Se ci pensate, che cosa fa il direttore d'orchestra se non fare anche questo? Spesso il direttore potrebbe fare benissimo il suo lavoro dando delle indicazioni minutissime, no? Ai professori dell'orchestra, con dei gesti essenziali, ma spesso non riesce a trattenere, no? Una gestualità molto più evidente del corpo, perché è la musica stessa che possiede la sua corporeità dal di dentro e egli stesso diventa una specie di performer delle forze che la musica stessa scatena. E questa specie di embodiment, come dicono i filosofi anglosassoni, no? La realizzazione corporea di queste forze è uno dei suoi compiti fondamentali. No? Altro esempio, ultimo, celeberrimo, inizio della Nona Sinfonia. Qui abbiamo un'altra figura fondamentale, cioè la costruzione di un crescendo, cioè la costruzione di una progressiva immissione di forza, progressiva costruzione di una immissione di intensità energetica che Beethoven ci fa assaporare in tutta la sua, diciamo così, la sua trepidazione. No? Noi non stiamo ascoltando l'inizio di un pezzo musicale, stiamo sentendo la genesi del suono, stiamo sentendo la costruzione progressiva del discorso musicale, stiamo sentendo dei frammenti relati che sono attraversati da una specie di fremito pieno di aspettative che a poco, no? Nel giro di pochi secondi, si schianta sul fortissimo e su quel gesto retorico, melodico, straordinariamente efficace, che è il primo tema e motto del primo movimento della Nona Sinfonia. Qui capite bene che abbiamo a che fare non con un crescendo, come l'abbiamo visto nella Missa Solemne, di un piccolo crescendo che entra nella vita stessa del suono, ma lo vediamo svolto in 2 pagine della partitura e a poco, no? Dei suoni costruiscono una unità di senso che prelude, no? E costruisce, spinge il discorso musicale con questa immissione di potenza. Andiamo a riascoltarci questo inizio straordinario. Chiarissimo, no? Cosa stiamo ascoltando? Stiamo ascoltando l'inizio di una bella sinfonia, stiamo ascoltando l'emergere del suono da questa specie di terremoto trattenuto, no? Di una materia musicale attraversata da impazienza, attraversata da strane forze che sono trattenute e a poco si scatenano costruendo l'ultima esplosione che dà il via poi alla sinfonia in senso stretto. Ultimissima indicazione, poi
lasciamo la parola a Beethoven e ascoltiamo un altro estratto della sua produzione pianistica, una indicazione per me di capitale importanza, quindi mi congedo così dandovi una indicazione lessicale, filosofica, a mio parere straordinariamente densa, e che è questa. Non dimentichiamoci che dynamis in greco antico vuol dire sì forza, vuol dire sì potenza, vuol dire sì potenzialità, ha a che fare con tutta questa costellazione, ma vuol dire anche significato. Vuol dire anche significato. C'è una orazione di Lisia in cui Lisia usa l'espressione dynamis ton onomaton, che in greco vuol dire il significato delle parole. C'è un passo intero del Cratilo di Platone, che chi vuole recuperarlo è a 394b, in cui Platone discute il problema del significato, anche linguistico naturalmente, in base a questa categoria, in base a questa idea di dynamis, e c'è tutta una tradizione filosofica che vede nel concetto di forza un concetto fondamentale per capire il significato. Il significato. Capite che questa analogia, no? Questa sovrapposizione è straordinariamente importante anche per la musica. Potremmo dire con una formula molto tranchant, di fatto la dinamica presiede sì alla forza, ma presiede anche al significato della musica, al significato, lo scatenamento delle forze, la costruzione espressiva di questo scatenamento di forze ha immediatamente a che fare con il significato della musica. È letteralmente il significato della musica. Dobbiamo quindi provare a pensare che la musica non è semplicemente un bel e complesso intrattenimento acustico, ma è anche il luogo dove proviamo a comprendere uno dei grandi misteri dell'umanità e del linguaggio, cioè il problema del significato. Se volete, come direbbero i filosofi, il significato del significato, the meaning of meaning. Tanti testi filosofici si intitolano così. Grande problema di capire come è fatto il significato, cosa significa il significato. Se ascoltate le parole, vi accorgete che significato ancora per noi ha più che altro a che vedere con il segno, signum facere. Significato vuol dire questo, signum facere. Signum cos'è? La parola sole è quella cosa che corrisponde, è un indice a una cosa della realtà, che è il sole. Abbiamo questa idea che il significato è semplicemente rimando segnico. Capite che la musica e questa idea di dynamis ci mette su una strada diversa e, se ci pensate, anche più originaria, cioè il significato non ha tanto a che vedere con il segno, con l'indice, una cosa che fa riferimento a qualcos'altro, ma una sorta di scatenamento di forza espressiva che prelude al significato in quel senso. E questa cosa capite bene che è di straordinaria importanza, perché se abbiamo detto che il carattere stesso dell'essere è di essere dinamico, dynamis, e on sono equivalenti in grande parte della nostra tradizione filosofica, capite bene che allora al cuore di questa relazione c'è anche il problema del significato. Il problema del significato, quindi l'immissione di senso della nostra relazione umana in questo nesso, è veicolato esattamente da questa analogia, e la musica, ancora una volta, gioca un ruolo fondamentale. No? Dynamis significa il nesso fra significato, potenza e forza. Questa è la tesi conclusiva che vi propongo. Si potrebbe dunque concludere che il significato della musica si dà sempre attraverso una consistenza dinamica, propulsiva, energetica. Dynamis è al tempo stesso la forza e il senso della musica. Vi ringrazio. Grazie.
Ringrazio profondamente il professore per questa lezione magistrale, veramente avete sentito la completezza e anche la forza con cui ci propone le sue tesi, e non è possibile non essere d'accordo con lui, è davvero persuasivo. Per concludere il nostro incontro di oggi abbiamo scelto una sonata giovanile. Siamo nel 1795, l'anno della pubblicazione delle lettere sull'educazione estetica dell'uomo, di Schiller, altro autore amatissimo da Beethoven. Beethoven è stato per poco tempo allievo di Haydn a Vienna, un allievo ribelle naturalmente, però dedica questo ciclo dell'opera 2 al suo maestro, a Joseph Haydn. E facciamo quindi un salto veramente mortale dalla nona sinfonia, che appartiene alla produzione tarda, a questa opera giovanile, proprio per dimostrare che in fondo Beethoven, come esattamente le sue opere, aveva già in nuce nei primi anni della sua attività quella incredibile mondo, quella ricchezza compositiva, già appunto nelle sonate giovanili, nelle opere giovanili. Proprio le sonate rappresentano il suo diario di viaggio e spesso un campo di sperimentazione che anticipa ciò che accade in altri generi musicali che poi affronterà. Ecco, in questa sonata richiamo un paio di concetti che ci ha aiutato ad approfondire il professor Ciglione. Già nelle prime 2 battute è contenuto tutto il materiale musicale che sta alla base della composizione di tutti gli altri 4 tempi della sonata. E questo, come riesce Beethoven da pochissimo, da materiale minimale, a creare delle strutture enormi. Questa è una sonata tra le più lunghe, tra quelle giovanili, e quindi riesce a creare una forma imponente. E la seconda è che già in queste prime opere emerge quello che è il suo tratto stilistico peculiare, cioè l'uso degli sforzati. No? Come lo sforzato non è semplicemente un accumulo di energia, ma indica anche delle direzioni verso la cui la musica si sta muovendo, sta progredendo. E sentirete come questi sforzati sconquassano attraverso le sincopi, spesso sono messi nei battiti deboli della battuta, come questo crea una propulsione, un dinamismo e un coinvolgimento straordinario. La scrittura pianistica si irrobustisce rispetto alle sonate mozartiane e haydniane, e tutto il mondo della classicità viennese, in particolare il mondo del teatro di Mozart, che affascinava assolutamente Beethoven, entra in questa sonata per pianoforte. Grazie Yun.
Bene, vi ringrazio ancora, ringrazio anche le nostre musiciste, ringrazio ancora il professor Ciglione, grazie a tutti voi. Vi do appuntamento al nostro prossimo incontro di musica e filosofia, 23 novembre, e parleremo del tema del viaggio nel mondo poetico musicale di Franz Liszt. Grazie ancora.